Sai Nicola, stavo guardando di nascosto Vasco e sentivo che ascoltava questa canzone, vedevo che ascoltava questa canzone con grande partecipazione e tra sé e sé diceva il prossimo disco lo faccio tutto così. Non faccio più rock. Tu dici, imparo a suonare il pianoforte e faccio una ballata come adesso. Io ho visto del profondo disinteresse, ma se tu invece hai letto invece ho sentito scusa che voce questa. Insomma. Incredibile. Buongiorno. Buongiorno. Che bello rivederti. Esatto. Ti vediamo in televisione, sui giornali, in fotografia. Io su Instagram molto, a me piace l'Instagram suo. Tantissimo. Quando vai dai fan che sono lì tutti con la mascherina, con una lì dov'è che sei quando si vedono quelli lì? C'è una transenna, deve essere una casa tua. Sono a Zocca, a casa mia. Zocca proprio, ecco, ok. D'estate vado su a luglio. Di solito passo sempre luglio a Zocca perché si sta bene. E quindi io ho dovuto mettere transenna. Sì, ma devo dire mi colpisce la disciplina del fan. In tempi di Covid tutti mask. Sono molto educati i miei fans. Sembra, si direbbe, no? Invece no, io gli spiego, facciamo delle trattative. Io tratto, dico adesso mi lasciate andare a fare il giro subito, mi aspettate, io torno, quando torno vi faccio gli autografi. C'è anche Willy dietro nelle trattative, diciamo che se uno non capisce bene quello che sta spiegando Willy glielo traduce, glielo fa capire con le mani. T'ha detto dopo ecco. Sei contento di tornare in giro? Molto contento, è passato veramente un periodo terribile. No, ho letto un po' di cose che riguardano il lavoro del disco, no? Che vi trovavate in studio quando si poteva e quando vi trovavate era sempre un po' una specie di festa, no? Certo, perché sai, poi bisognava essere solo in due, dentro, tre alla volta, le mascherine, c'era tutto questo, però era bello incontrarsi perché almeno, sai, col fatto che non si poteva praticamente fare niente, trovarsi a suonare era anche un bel pretesto per uscire di casa. È stato un bel aiuto, diciamo, per me per passare quell'inverno il lungo inverno che è stato. Quanti libri hai letto in quel periodo? Tu sei un grande lettore. Molti, ho avuto anche tempo di leggere, sì. E sei andato su qualche filone in particolare? Ma sai, a me piace molto la filosofia, la storia e la psicanalisi, per cui passo da un libro all'altro a seconda. Cioè, leggendo un libro trovo un argomento, poi lo seguo, compro un altro libro e ho letto Il pensiero di Lacan, che mi è sempre incuriosito. Io conoscevo Freud, ho studiato psicologia, però non conoscevo Lacan, conoscevo Jung, che infatti non è che mi aveva convinto tanto, invece Lacan con questo suo ritorno a Freud mi ha aperto un mondo. È stato grazie a Massimo Recalcati, perché poi io ho provato a leggere anche Lacan direttamente, ma è molto faticoso, è difficile, è proprio troppo ostico, mentre invece Recalcati un po' più giù. Lo spiega perfettamente. C'è un libro straordinario che si chiama Il soggetto, il godimento e adesso non mi ricordo, però un titolo è un libro moderno, per cui il pensiero di Lacan, sai, con questa immagine che c'ha questo, diciamo, la figura del godimento, no? Ecco, lui dice il godimento è mortifero. Cioè? E io quando ho letto ho pensato, ma che senso, infatti? Nel senso che in effetti quando tu una cosa, capito, la godi subito, in realtà finisce tutto lì e non costruisce niente. Mentre in realtà lì diciamo così, aspettativa del godimento? No, più che altro la proibizione del godimento subito e immediato, che poi è anche sempre quello freudiano del ritorno nel grembo materno. Sai, noi abbiamo sempre questo ricordo di mancanza, no? Di questo momento in cui siamo stati praticamente in paradiso. In un perfetto equilibrio. Esatto, in un perfetto equilibrio, poi siamo arrivati al mondo. Ecco, a quel punto il voler ritornare nel grembo materno, che è un po' anche il concetto del divieto dell'incesto che ha costruito praticamente la civiltà, perché il divieto dell'incesto ha fatto in modo che gli uomini si rivolgessero verso gli altri, capite? Non verso sempre la stessa cosa, certo. Quindi questa cosa, il godimento, quando tu lo impedisci, dici no, il no fa nascere
il desiderio, che è la figura sempre lacaniana, che è quello che costruisce. Certo. Il desiderio è quello il desiderio che è meglio ancora del godimento. È un po', diciamo, una versione filosofica del sabato del villaggio, no? Lo sai che stavo pensando anch'io sabato del villaggio? Che l'attesa del sabato sera o della domenica è quasi più bella della realtà. Esatto. Insomma. Tranne se uno fa un concerto. quello è godimento. Mi va bene l'attesa del concerto. Però voglio farlo. Per un paio d'ore devi godere. Di concerto. Quello poi è godimento puro, quindi esatto. non è neanche godimento mortifero, quello è godimento puro, perché c'è insomma quindi io ho letto questo pensiero e mi ha aperto tutto un mondo. Senti, la psicanalisi invece, quindi Freud dà qualche risposta, non tutte, però qualcuna la dà. Sì. Ti sei fatto un'idea leggendo Freud, leggendo trattati di psicanalisi sul perché in gioventù della tua vita spericolata? Cazzo, questo è bello. Cioè, nel senso io, sì, certo. Io ancora no, su me stesso, però. Sì, un'idea, sai, io quando ero giovane volevo una vita spericolata, piena di guai, piena di cose, cioè volevo una vita vissuta intensamente, capito? Non volevo una vita normale. Quello che diceva Nicola era in risposta a che cosa, fondamentalmente? Era un'evasione dalla provincia? Non credo quello, credo che sia proprio una cosa, capito, normale, nel senso che uno quando, capito, cresce, quando è giovane, non è che la vuole una nell'adolescenza ce l'hanno tutti, esatto, quindi si passa quel momento lì nel quale io poi a quei tempi negli anni 80 la volevamo tutti una vita di quel tipo, perché eravamo abituati al lavoro fisso, al lavoro sicuro. A quei tempi c'era quello, capito? Lavoravi in banca, da subito lavoravi in banca. Non avere quel tipo di inquadramento voleva dire essere in qualche modo artista, essere libero, esatto, volevo una vita diversa da quella. Solo che di solito a 20 anni uno smette. A 30 a 20 anni, 25 anni. 30, sì. Conosco uno che invece ne ha qualcuno in più e non ha ancora finito. Io sono sempre spericolato. Sei spericolato in bicicletta. Sei spericolato in bicicletta perché hai fatto una cosa quest'estate che non dovevi fare, tipo scendere da una scalinata con la mountain bike. Brumotti. Ma una cosa, secondo me mi ha influenzato. Brumotti. Secondo me mi ha influenzato vedere Brumotti, perché io non mi capacito della cretinata che posso aver fatto, capito? Io ho continuato a pensarci per mesi dopo, dicevo, ma cosa mi è venuto in mente in quel momento? Ma dove eri questo? Era su a Zocca, sì. questo. Facevo un sentierino, sai, ero contento perché si vede che sentiero, mi sentivo. Eri fiero della confidenza che avevi preso col tuo cavallo meccanico. Pensavo di avere ancora 30 anni, perché sai, pensi sempre di avere 30 anni. Guarda lì, ci sono degli scalini, c'è una scala, proprio una scala. C'era una scala. Quasi quasi ci vado con la bici, un'idea. Poi dopo c'è il bello è che mi sono sempre, lo sapevo che c'era la scala, tutte le volte che sono arrivato mi sono fermato e sono sceso con la bicicletta in mano, certo, quindi quella volta lì pensavo di fare uguale. Poi quando sono arrivato lì non so cosa mi ha preso, ho detto ma prova a fare la scala. Prova a fare la scala. Al primo gradino sono volato via. Che l'istinto di conservazione ti porta a frenare, e se freni in quella posizione ti ribalti. Io mi sono impuntato subito al primo gradino, anche perché la bicicletta è pesante, sai, non ho avuto la forza, insomma praticamente sono caduto come E la cosa terribile in questi frangenti è che se tu fossi una persona normale finirebbe lì, ma io mi immagino quelli che arrivano, abbiamo trovato Vasco, è caduto, è come trovare una pepita d'oro, capito? Certo, il problema più grosso era spiegare a quelli che volevano l'autografo. Sì, bravo. Che mi ero spaccato la spalla. Hai capito? Se ti può fare piacere, ti racconto questo, poi mettiamo un disco. Quest'estate Giovanotti, che è uno che va tanto in bicicletta proprio, e ci va spesso da solo, è caduto in un curvone ed è finito in un roveto praticamente 10 metri sotto nella scarpata, e l'hanno recuperato quelli della nettezza urbana. E il dado è tratto, come si vede nel video, fatto sempre da Pepsi, Video di Pepsi Romanov, molto onirico. Quanti anni è che collaborate ormai? Da una decina d'anni? Già da un po', sì. Già da un po'. Senti, siamo qui. Poi una parola anche per Alice Pagani, che è l'attrice, che è molto... è una bellezza proprio molto particolare, esatto. Sì. Non è quella bella carina, no? È proprio il tipo che ci voleva per questo video qua. Perché questa è una canzone, volevo dirvelo, è una canzone che parla della condizione umana, è una canzone d'amore nei confronti della condizione umana, che è una condizione
noi siamo gettati nel mondo, come diceva Heidegger, lo dico perché adesso, leggendo tra l'altro questi libri, ho trovato in pratica che le cose che io più o meno pensavo sono state scritte già benissimo da questi filosofi. Capito? Però tu non li avevi letti e quindi sei arrivato in maniera empirica, esatto, si dice, empirica, con l'esperienza. Essere gettati in questo mondo è una cosa che è proprio vera. Noi arriviamo in pratica che abbiamo bisogno di tutto. Appena nasci tu sei dipendente da tutto, no? Per cui fai tutto quel possibile per soddisfare le aspettative che hanno, ad esempio, la madre prima, poi il genitore. Che bambino eri? Perché famiglia. noi abbiamo sempre sentito te parlare del ragazzo Vasco, del giovane uomo e poi dell'adulto, ma il bambino? Io ero un bambino molto tranquillo, secondo me, in realtà, da piccolo, finché e poi ero coccolato da una mamma, dalla zia, dalla tata, capito? Vivevo in mezzo alle donne, per cui sono stato praticamente, mi facevano la banana, capito, per portarmi in giro per il paese, capito? Per fare vedere che bello che eri. Esatto. L'ostensione del Vasco. Certo. Mi faceva dire una poesia, Livana, quando ero piccolo, mi faceva: io sono un bel bambino con gli occhi azzurri, quello del mare. Insomma, mi sono stato usato. Questa frase non l'hai mai messa in una canzone, No, però no. secondo me prima o poi potresti anche infilarcela, insomma. No, allora volevo arrivare a siamo qui plurale, siamo qui noi. Sì, ne abbiamo parlato una mattina in diretta, questa cosa del plurale, no? Cioè, fa parte un po' della tua epica, perché comunque ti ho sentito in delle interviste dire io mi arrogo il diritto di parlare. Beh, quello che dicevi prima, no? È una canzone dedicata all'umanità. Esatto. Siamo solo noi, sono partito, certo, no? certo. Sempre parlando di siamo, perché io mi sento parte di un popolo, non so come dire, insomma, mi sento la voce di chi non ha voce, per dire. Mi sono sempre sentito una persona abbastanza comune, capito? Nel senso che io ho un talento, ho sfruttato quello e mi è andata molto bene, però per il resto sono una persona, insomma, per cui io sono uno dei tanti, capito, che ha cominciato a dire le cose e dicendole chiaramente sul palco, spogliandomi anche di ogni orgoglio quando dicono. Nelle canzoni io praticamente sono nudo, quindi mi presento con le mie debolezze, racconto anche le mie debolezze, le mie rabbie, le mie frustrazioni, eccetera, le racconto e chi ce le ha dentro si riconosce subito, e a quel punto è una magia straordinaria, perché quando uno senti che c'ha lo stesso problema tuo non ti senti più solo, non pensi solo di essere solo tu, capito? È quello che fa soffrire, quando tu ti senti solo, magari con una difficoltà, capito? E io quindi ho raccontato tutte le mie difficoltà, ho fatto praticamente la storia, è un diario la mia. È una lunghissima seduta di psicanalisi, esatto. per tornare sull'argomento, anche se poi da qualche parte ho letto che tu hai detto che le canzoni, come le opere d'arte, alla fine, una volta che tu le hai cantate e le hai messe fuori, diventano di chi le ascolta, esatto. E ognuno le capisce e le sviluppa facendosi anche un viaggio che magari è molto lontano da quello che avevi in mente tu, no? Certo, infatti ognuno la riempie con la propria, soprattutto le mie, perché io metto poche parole, ho sempre lavorato sulla sintesi, no? Dall'inizio, ho cominciato negli anni '80, dopo i cantautori che ho amato, con i quali sono cresciuto, voglio dire, per cui ho cercato però di fare una cosa diversa, perché mi sembrava che negli anni '80 non ci fosse più il tempo per ascoltare tutta la storia che ti veniva raccontata, certo. No? Lunga e dritta. Io dicevo, faccio un flash, ti dico uno slogan, vado al massimo, vado con Fivela, ecco, tu capisci già tutto. Dovevi fare il pubblicitario comunque tu. Era una cosa che mi piaceva, era una cosa che avevo considerato a 20 anni, quando non sapevo cosa fare nella mia vita, quindi ero disperatissimo. Pensavo di fare anche quello, gli slogan pubblicitari. Sì, perché le canzoni. E poi ci hai fatto anche una canzone su questo, no? Piccolo spazio pubblicitario. Mi sono divertito proprio lì a prendere. Ma è vero che poi le canzoni vengono fuori del sole? Già con le parole? In un certo senso sì, nel senso che quando il mio flusso creativo è così, io parto da una musica, un accordo, e mi viene una frase. Non sempre, quasi mai, certo. Appunto. Quando arriva quella frase che mi convince, ecco, io parto da lì, ma non so di che cosa poi parlerò. Non so neanche se riuscirò ad arrivare alla fine della canzone, per cui ogni volta che arrivo alla fine
per me è un miracolo, capito? Per cui sono il primo che l'ascolta e che sente com'è, perché poi sono molto critico, nel senso che non è che mi piacciono perché le faccio io, capito? Qual è la percentuale di sfriso, come direbbe un falegname? I falegnami sai che buttano via. Fra 100 anni nei tuoi cassetti ne troveremo tante di canzoni. No, perché tanto quelle che non vanno bene non le continuo, quando non riesco a continuare. Io quelle che continuo. No, volevo sapere, ma la domanda retorica, conosco già la risposta, se hai sempre quella sorta di venerazione nei confronti delle canzoni. Più volte quando è venuto qui ha detto: le mie canzoni sono meglio di me. Cioè, capito? Certo, come minimo le canzoni. Secondo me le canzoni sono quelle la grande magia. Sì. Vasco Rossi sono le sue canzoni, capito? Non sono io. Io sono una parte proprio molto più complicata. Insomma. Come Di Gregori diceva: guarda che non sono io. Sì, beh, certo. Esatto, è una canzone. La canzone è così. Tu quando scrivi una canzone è come se facessi un quadro. Può diventare una cosa perfetta la canzone quando è riuscita. Però quella è perfetta, ma l'uomo per sua natura è fallace. Esatto. Stava dicendo che quando tu ci vieni a raccontare dei tuoi dischi nuovi, i dischi sono nuovi e quindi sono belli, ma non li abbiamo ancora, come dire, assorbiti, metabolizzati, interiorizzati, quindi le emozioni non sono ancora appiccicate a una canzone. Il bello di poter riascoltare una canzone come questa con te di fianco, che ci dici che alla fine anche a te ti emoziona un pochino ogni volta che la canti, beh insomma, io avrei pagato per essere qua in questi ultimi 4 minuti, porca vita. Che effetto fa cantare una cosa come questa, che sai che stai frugando con la mano nel cuore delle persone che sono davanti a te quando sei sul palco? È una sensazione straordinaria. Io a quel momento penso solo esclusivamente all'emozione che provavo quando l'ho scritta, no? Perché io entro in una dimensione e ti ricolleghi a quel momento. E mi ricollego a quel momento. Dov'eri? Cos'eri? È un momento, non è un posto fisso. Okay. Questa l'ho scritta in un periodo che ero a Bologna, vivevo a Bologna, ma è una canzone che mi ricordo l'emozione che volevo raccontare, ecco, questa diciamo disillusione che avevo avuto, capito? Perché la libertà in realtà poi è una cosa molto difficile da raggiungere e soprattutto è anche una grande responsabilità averla. È molto più facile fare quello che ti dicono di fare, capito? Così puoi dare la colpa a loro di quello che ti hanno detto. Invece essere libero significa fare delle scelte e anche affrontare la responsabilità delle scelte che hai fatto. Quindi è una cosa abbastanza, voglio dire, che non è così semplice. Certo. E quando la raggiungi, insomma, raggiungi una consapevolezza anche lì dalla quale non si torna indietro, ecco. Questa è una canzone che è uscita più o meno a metà, diciamo, del tuo percorso. No? Sì. 89, sono passati 32 anni. Pensa a te, 82 anni, ma qui stiamo a parlare era 89, giusto, Tania? Sì, pazzesco. Eravamo all'inizio, erano praticamente i primi 10 anni, gli anni 80 rutilanti del sesso, droga e rock and roll, no? Certo. È stato fantastico quel periodo, chiaramente. Poi è dovuto finire per forza, perché o finisce o muori, quindi se sopravvivi, ecco, io sono sopravvissuto e mi sono trovato improvvisamente con tutte queste nuove consapevolezze che non consolano, perché io tutte le volte che arrivo a una consapevolezza nuova non mi consola per niente, però una volta che ce l'hai non è che puoi far finta di non averla più, capisci? Ce l'hai, hai capito. Sì, scusa, volevo sapere se su questo tema era meglio prima o meglio adesso? Guarda, non lo so, perché anche senza consapevolezza stavo bene. Ma cazzo, ma vieni qua però Heidegger e cose. Io ti vedo molto figo. Quello che ha detto vale Freud, Jung e tutti gli altri. Ho capito bene, ma allora un fesso non è il tuo caso. Un fesso è tanto felice, cuor contento. Non ti è mai successo di invidiare qualcuno? 1000 volte. Il cosiddetto cuor contento, il cielo aiuta. No, il cielo aiuta. Però io preferisco un po' la complessità, è bella. No, ma è chiaro che crescendo comunque si affrontano delle cose, hai delle esperienze che ti formano, poi le esperienze, anche se sono negative, brutte, tutte le esperienze sono ti fanno sempre crescere comunque. Si impara di più dalle esperienze negative. Esatto. Sarà anche banale, ma è così.
Facciamo una piccolissima pausa, mettiamo un po' di pubblicità e poi torniamo, siamo qua. Vasco Rossi, Radio DJ. Il video di questa canzone è tutto girato in Piazza Maggiore a Bologna, di notte, con la piazza completamente deserta. Immagino che ci fosse già di suo poca gente, poi qualcun'altra l'avete tenuta un po' più da parte. È un posto storico per te, Piazza Maggiore, perché lì ci raccontavi, hai fatto il tuo primo concerto. Esatto, ho fatto il primo concerto dopo un comizio che non mi ricordo di cui partito, non voglio ricordarlo. Beh, Bologna. I partiti, Linus. I partiti. Sono partiti. Partiti, sì. Quindi lì è partita, a proposito di partita, esatto. la mia avventura, la tua avventura dal vivo, perché è lì che è nato tutto, secondo me. Avevi già fatto 2 dischi, però. Avevo già fatto 2 dischi, ma li facevo con Curreri un po' così, perché per divertimento, perché è lui che mi aiutava a farli, ma io non credevo molto nella storia di fare, insomma, il cantautore, perché non immaginavo. Poi ho cominciato... Pensavi che avresti continuato a fare la radio o a mettere i dischi in discoteca? Sì, pensavo. Anche se tu mettevi i dischi in discoteca in un periodo, cioè la fine degli anni 70, in cui le discoteche mettevano la disco music, perché era la grande epoca. È arrivata la febbre del sabato sera, no? 77 febbre del sabato sera e poi tutta quella roba lì. Non ho mai messo su la febbre del sabato sera. Sei sicuro? Sono sicuro. Secondo me qualche documento. No, dice, te lo garantisco. Mi pare molto. Non ho mai messo sui BG, mai sopportati. No, io facevo del genere così un po' rocchettaro, poi facevo insomma quello che dovevo mettevo, però i Bee Gees no, quelli li avevo cancellati. Anche il film non l'ho mai visto, pensa. Non hai mai visto La febbre del sabato sera? Beh, è un bel film, però. Sai che, tolta la musica, che magari non ti emoziona più di tanto nel tuo caso, e a me un pochino sì, invece, ma io sono un cuore tenero. No, il film è molto bello perché racconta la storia di un ragazzo di provincia, quindi in qualche modo. Sì, beh, comunque io facendo il disc jockey la sabato sera, per cui lavoravo nei locali, ero sempre in mezzo, la gente si divertiva, insomma, per me io la vivevo, capito, la febbre del sabato sera, quindi andare a vedere al cinema mi sembrava certo, un'imitazione scadente. Eri sempre nella stessa discoteca, diciamo? Sì, ho lavorato sempre allo Snoopy, poi ho cambiato anche in altre discoteche, poi ho cominciato a fare i concerti, da lì è partita la storia. Quindi Piazza Maggiore è anche importante perché a Bologna in Piazza Maggiore si andava, quando io ero giovane, che negli anni 70 si andava in piazza dal pomeriggio, c'erano i fricchettoni, c'erano quelli che facevano tutti gli anellini. Quindi quando mi disse di andare a suonare in Piazza Maggiore pensavo, ma stai scherzando, vado lì, chissà, mi daranno degli schiaffi, capito? Cioè, sapevo com'era popolata la piazza. Sì. E invece stettero zitti, incredibilmente si radunarono tutti sugli scalini, non mi dissero niente, io dico allora andiamo avanti. Hai fatto soltanto cose tue o hai fatto anche qualche cover, come si fa in questi casi? No, solo cose mie. Solo cose tue e le hanno accettate? Ah sì, nel senso che se ne sono andati praticamente sui gradini e non mi hanno tirato e allora si usava molto tirare roba. Sì, quindi non aver ricevuto lattine già era un successo. Già era una cosa, giusto. Senti, il tuo fan club mi ricordava poco fa che quando ricomincerai a suonare, cioè a Trento il 20 di maggio del 2022, saranno passati 1066 giorni dall'ultima volta in cui hai calcato un palcoscenico, perché era giugno del 2019. È la pausa più lunga questa. Sì, che mi ricordo io, non sono mai stato tanto tempo fuori dal palco, giù dal palco, insomma, anche perché per me fare i dischi è sempre stata una scusa per poi fare i concerti, capito? Io sono sempre, anche ai tempi si sopravviveva economicamente grazie ai concerti, capito? Per cui per me è il concerto dal vivo la dimensione giusta, capito? Fare i dischi, io ad esempio mi annoio quando sono in sala d'incisione, non sono uno che non mi diverto stare lì a fare il suono del Charleston per un'ora. Esatto, sono diventato pazzo quando ho prodotto libri da solo, sono impazzito infatti con tutti questi suoni da decidere quali, eccetera. Non è il mio mestiere. Tornando al concerto, li vedi quelli che piangono? Certo. E com'è? Cioè, è curioso perché uno è lì dovrebbe, cioè, poi godono molto, però è strano perché al concerto di Vasco si piangono lacrime, ma ci si commuove, la commozione è forte, quindi ma a volte anche quando mi incontrano si mettono a piangere. Dico strano, questa è la grande, capito, la grande emozione
delle sensibilità umane, e io quando canto li sento tutti in pratica, capito? Sento proprio questa, certo. Poi ormai riconosco questo flusso anche di emozioni, no? Esatto, queste emozioni. Ma ci sono canzoni di altri italiani o non che commuovono te? Ma certo, ci sono canzoni. Un pezzo degli Stones magari, no? Io ogni volta che ascolto gli Stones, sai, per me sono sempre un genere, non so, Wild Horses è un pezzo, capisci, che per me ancora, cioè sono. Ma poi mi piacciono anche molti artisti di questi nuovi giovani, capito, che fanno questa musica un po' strana, questi featuring, so, quello di Madame con quello che dice perché tu mi capisci, mi piace un casino. Secondo me quello che forse c'è fibra, forse, non lo so, ma me l'hai parlato tu, Linus. Non mi Madame Nuovo, dai, sì. Quello lì. Sì, no, c'è Sfera. Sfera, sbagliato. C'è Sfera. Ormai Sfera è dappertutto, ho visto che fa dei featuring. Sì, ha fatto anche con Blanco, certo. Tu non hai mai fatto una canzone in coppia con qualcun altro? No, mai. E non hai intenzione di farlo neanche per il sogno. Con gli stadio, sì, la faccia delle donne con Corneri, che è una cosa. Perché quella era una canzone fatta apposta, cioè nel senso che c'era una parte di testo che diceva una cosa, cioè io mi innamorerei, esatto. Invece io dicevo io me la farei. Quindi eravamo due persone diverse che cantavano. È molto bello quello. Non era una canzone che cantavamo insieme, insomma, cioè, un po' come i featuring da adesso. Due punti di vista. Esatto, due punti di vista sulla donna, diciamo. No, stavo pensando a Vasco e ai concerti che tutti quanti abbiamo visto più volte. Di solito i cantanti si dividono in due categorie, no? Quelli che tra una canzone e l'altra intrattengono il pubblico, e a volte anche troppo, perché conosco gente che parla un quarto d'ora anche. Sì. È anche bello, per carità, però insomma sono proprio delle attitudini, e quelli che invece sono molto timidi e molto molto riservati. A me piace molto Vasco perché risolve tutto con faccio degli urli, sono liberatori. Sì. Io non sono delle voci studiate, sono grida liberatorie proprio. Poi io ho sempre pensato di non parlare tra una canzone e l'altra, proprio perché secondo me io vengo dal periodo dei cantautori, dove tutte le volte il cantautore prima spiegava un po' la canzone, no? Quindi quando sono partito io ho detto no, io non ne voglio spiegare, voglio solo cantarla, così se la capiscono bene, se non la capiscono vuol dire che ho sbagliato. No, oppure va bene lo stesso e la interpretano a modo loro. L'importante è non rimanere senza parole. Siamo nei primi anni 90, grosso 94. modo, no? 94 da quelle parti. C'è una frase che dicevamo prima, ci guardato stanno rubando... la televisione e mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo. E poi tu mi Perché è tempo sprecato quello. Sì, è un tempo rubato. E pensa che nel 94 non c'erano ancora i social. Esatto, non parliamo adesso dei social. È peggiorato, ma di molto. Ma di brutto. No, con i social infatti ci si perde un sacco di tempo. Ci caschi ogni tanto? Sì, certo, io poi sai, avendo anche poca vita sociale, perché non esco molto, per cui casco nel social. Periodo mi sono divertito anche molto, ma poi in realtà mi diverto perché è una cosa creativa, capito? Fare il post, capito? Con la foto, eccetera. Sì. In realtà ci pensi, insomma, stai lì e poi è passato, come dice lui, un'ora che hai perso del tempo. Comunque il tempo sì, te lo ruba il social. E poi i social sono questa cosa incredibile, capito? Secondo me comunque se avessero fatto che tu per avere una pagina devi mettere la tua carta d'identità. Certo, sarebbe così semplice. Alla fine nella vita reale funziona così, e invece in quella vita artificiale un po' meno. Parliamo un po' del tour che parte appunto da Trento, perché tu sei un apripista. Apripista, sai, è sempre stato apripista. Quindi inauguro un nuovo luogo per la musica, che sarà un'arena grandissima tra l'altro, perché conterrà 110-120.000 persone. Caspita. E la costruiscono apposta a Trento, naturalmente per farmi cantare me, scherzo. Si spera che poi rimanga comunque. Sì, speriamo che rimanga. Che ricordo hai di Modena Park a proposito di adunate oceaniche? Quella è stata la vetta proprio. Io diciamo che è stato un anno talmente prima, capito, di arrivarci, talmente difficoltoso per tutta una serie di problematiche che sono poi successe, eccetera, per cui è stato talmente sofferto prima che... Ma è stato, scusami, quando non sei stato tanto bene?
No. Ah, no. l'organizzazione l'organizzazione dell'evento, problemi anche del fatto che era appena successo, fra l'altro la settimana prima è successa quella faccenda nella piazza a Torino. Per la partita, certo. Poi avevamo messo ancora più regole, ancora più problemi, insomma bisognava arrivare, c'era il metal detector, dovevamo passare attraverso tutte le cose e sono arrivati tutti tranquilli, sono sottoposti a tutte le cose con calma, e 230.000 persone che non hanno fatto una sciocchezza, capito? Non c'è stato uno che ha fatto una cretinata, bastava uno, capito, che diventava un disastro. Certo. Per cui insomma io ero solo concentrato sul fatto che volevo arrivare lì lucido, tranquillo, sereno e contento anche, alle 9 salire sul palco di fronte a una marea di persone così, da solo, senza lo strumento, con solo il microfono, e cantare "Ho perso l'altro cos'è buono stasera". È stato è andata a casa con quello lì. Esatto. Sì, prima serata su Rai 1, peraltro. Abito fuori Modena pare. Certo. Sai, quelle sono parole che si usavano ai tempi, è un modo di parlare, adesso se ne usano delle altre, si sta un po' più attenti alle sensibilità varie. Però come sei arrivato poi lì al concerto? In macchina o con l'elicottero? Con l'elicottero, mi ricordo. Gli ultimi 3 giorni andavamo, perché ero a Rimini, stavo a Rimini per stare un po' fuori dall'ambiente di Modena, che altrimenti sarei impazzito dalla tensione. Però arrivavo con l'elicottero che partiva, c'era un caldo pazzesco prima, poi partiva l'aria condizionata, un freddo che si gelava, io tutte le mie sciarpe, magliette eccetera, con un caldo pazzesco, perché dovevo arrivare assolutamente senza nessun problema, e sono arrivato perfetto, sano, lucido, contento anche. Sono salito sul palco. Com'è stata la notte dopo il concerto? Ecco, è stata una cosa straordinaria. Ho dormito come un bambino. Come un bambino, finalmente. Come il grembo di tua madre. Esatto, veramente ho pensato lì, perché era stata talmente tanta la tensione prima, e poi il concerto è stato bellissimo. L'ho vissuto proprio con allegria, con piacere, con gusto, e poi questo pubblico straordinario, capito, che proprio si è comportato, tra l'altro, con un'educazione, una consapevolezza, capito. Ecco, sono stato orgoglioso del mio pubblico. Certo. C'era anche la paura del gigantesco ingorgo che sarebbe scatenato dopo il concerto. Esatto. In realtà ci è voluto un po' per smaltire il traffico, ma anche quello è filato via tutto liscio. Allora, 20 maggio Trento, è talmente grande il posto che c'è ancora posto. Poi viene Milano, di fronte a casa mia, all'ippodromo, sold out. Sì. Che guarderò dalla finestra. Quello è grande, tiene 90 se non sbaglio. E dipende da come lo dislocano. Imola, Autodromo Internazionale Enzo Edino Ferrari, sold out. Vado a correre Imola, Fai la corsetta sulla pista. Esatto. Poi Firenze esaurito, Napoli, questa è una data appena aggiunta allo stadio, quindi c'è ancora la possibilità di beccare qualche biglietto. Roma Circo Massimo 2 volte, eppure già sold out, nonostante la capienza sia importante. E poi 4 nuove date aggiunte: Messina, Bari, Ancona e Torino. Il tutto insomma compreso nel mese di giugno. È il Giro d'Italia. Esatto. Ma le biciclette come ci dicevi, avete gettato il cuore oltre l'ostacolo. Esatto, abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, sperando che tutto vada bene e che insomma che non ci sia più problemi, che si possa tornare ad aggregarci tranquillamente. Altrimenti ci troviamo insieme e diamo delle capocciate contro il muro dalla rabbia. No, dai, veramente. Tu pensa, il 20 maggio 100.000 persone davanti a Trento, Vasco che esce da solo col microfono. Ho perso l'altro cos'è buono. Grande. È sempre bellissimo averti con noi. Grazie mille. Grazie a voi. Ci vediamo alla sera. Ciao.